Ci troviamo a Gorizia per una seconda tavola rotonda perché un'altra era stata fatta il 24 marzo scorso, sempre da Istoria, per studiare la legge regionale del Veneto, la cosiddetta legge Beggiato, sulla tutela del patrimonio storico e artistico veneto-italiano in Istria, Dalmazia e Quarnero nel ventennale della sua applicazione. Oggi appunto la seconda parte della tavola rotonda dedicata alle novità normative della legislazione regionale delle attività culturali in Regione Friuli Venezia Giulia, con la partecipazione in un contesto europeo dell'assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti e di dirigenti regionali del settore, con l'applicazione poi del metodo del diritto amministrativo sulla valutazione delle attività della pubblica amministrazione. Il contesto europeo è appunto rappresentato da Maurizio Tremul, che sentiremo di seguito in queste interviste, e altri argomenti verranno trattati. Un'importante partecipazione anche sarà quella di Bojan Brezigar, già direttore di un quotidiano di lingua slovena in Italia, che farà appunto il punto della situazione sull'attuazione della legge statale italiana di tutela della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia. Qui con me adesso il dottor Gianni Torrenti, assessore regionale alla cultura nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia, che alla tavola rotonda ha tenuto un intervento sugli indirizzi e obiettivi della regione autonoma Friuli Venezia Giulia nel settore della cultura, dei beni e delle attività culturali. La cultura riguarda una piccola parte del bilancio regionale, lo 0,6%. Con questi fondi la regione provvede alla gestione del patrimonio culturale, biblioteche e musei, al finanziamento delle comunità linguistiche regionali, espressioni dello straordinario plurilinguismo del Friuli Venezia Giulia, alle cosiddette anticipazioni di cassa degli incentivi statali a valere sul Fondo Unico dello Spettacolo per sostenere teatri e centri di produzione teatrale, e ai finanziamenti dei grandi eventi culturali, Mittelfest, grandi mostre a Villa Manin e altre attività culturali, espressione di volontariato culturale. Considerando in questo modo le cose, l'impressione è che con poco si riesca a fare molto e che alla Regione convenga persino l'investimento in cultura. Beh, non c'è dubbio che alla Regione convenga l'investimento in cultura. Diciamo che è evidente che ci sono molte ragioni su questo. Primo, una ragione di base, cioè un paese si misura anche nel suo sviluppo economico, di progresso, di star bene, di vita, di qualità, esclusivamente, direi quasi, attraverso la cultura, l'apprendimento culturale, la qualità dell'insegnamento e la fruizione in qualche modo, in modo sia pur diverso anche nel tempo, dei beni culturali, delle attività culturali. E il protagonismo in attività culturali è un elemento essenziale anche dell'equilibrio personale e anche della felicità, diciamo così, per cui diciamo che non c'è dubbio che con piccolissimi sforzi economici si possono creare le condizioni per cui abbiamo una regione in questo caso più competitiva di altre, e quindi non c'è dubbio che, semplificando molto, è proprio stupido vivere nel brutto, forse è meglio vivere nel bello, insomma, quindi da questo punto di vista la regione Friuli Venezia Giulia è abbastanza avanzata. È avanzata perché, essendo una regione piccola e essendo una regione speciale, ha deciso in qualche modo nel tempo di centralizzare molti degli interventi di attività culturale. Questo ha dei limiti, però contemporaneamente dà la possibilità anche di un coordinamento, di una razionalizzazione della spesa, un miglioramento della spesa importante rispetto semplicemente al municipi, in qualche modo, che vivono a volte anche un rapporto troppo stretto col territorio senza una visione ampia.
Senta, siamo all'indomani degli attacchi terroristici dei primi giorni del 2015, di una nuova tragedia nel Mediterraneo. Istoria ha al suo attivo nel 2015 il 19° corso di geopolitica dedicato proprio all'approfondimento del dopo Parigi, con Franco Cardini, il medievista, che tra l'altro profondo conoscitore dell'Islam, e poi anche un progetto internazionale, Identità Popoli Mediterraneo, che annualmente studia dal basso le culture e le politiche dei piccoli popoli sul Mediterraneo. Può fare qualcosa la cultura per cercare che questi episodi non si ripetano? Beh, allora diciamo così, è difficile fare qualcosa per cui non si ripetano questi episodi se qualcuno può intervenire nel mondo culturale. Diciamo, quindi non ci sono altri mondi che possono evitare, nel senso che il primo problema è proprio l'approccio culturale a questo tipo di problematiche. Quindi non c'è dubbio che a tutto il mondo della cultura spetta il compito primario di guidare delle strade diverse rispetto a quelle del conflitto. Non sempre la cultura l'ha fatto, la cultura a volte ha secondato. Basta pensare all'immaginario del futurismo nel periodo, diciamo, che stiamo studiando, poi anche del centenario della Prima Guerra Mondiale, o successivamente gli appoggi della cultura anche a strutture societarie di tipo dittatoriale, ma è evidente che nel 2000 o nel XXI secolo questo non possiamo più permetterci, quindi la cultura deve proprio, cioè, guidare questo tipo di reazione, e la cultura non solamente attraverso le università o le sue strutture più preparate, ma anche attraverso i media, e questo forse è uno dei problemi principali, nel senso che i media non sono sempre all'altezza delle aspettative che io credo che dobbiamo avere nei loro confronti, nel senso che è evidente che un lavoro di approfondimento da parte, diciamo, in genere degli strumenti di divulgazione culturale, di divulgazione delle notizie sono assolutamente importanti, strategici, per diffondere il messaggio culturale che gli intellettuali possono dare. Quindi una responsabilità intellettuale fortissima, un peso che deve avere la cultura nei confronti delle decisioni dei governi, ma anche una capacità di influire sulle decisioni e sugli orientamenti editoriali dei media, che a volte per motivi meramente di lettura approssimativa, anche tra l'altro di tipo economico, preferiscono in qualche modo coltivare il conflitto o le differenze e le diversità, piuttosto che non spiegare meglio le ragioni dei conflitti e anche le prospettive per superarli. Quindi su questo sicuramente la cultura ha un ruolo decisivo. Certo. Senta, tra i settori di intervento non abbiamo menzionato il cinema, settore tra l'altro qui a Gorizia di interesse per la presenza di uno specifico curriculum del DAMS, dell'Università di Udine, dedicato proprio al cinema, settore di interesse per noi a Pordenone per la presenza di Cinema Zero e per tutta la regione per il richiamo che l'amministrazione conta di realizzare, incentivando le produzioni di film a girare appunto in Friuli Venezia Giulia, creando indotto e promozione turistica indiretta e virtuosa. Ecco qui un punto non facilmente districabile: la cultura è cultura o in questo periodo di crisi deve fare turismo? Ma diciamo che non è neanche difficilmente districabile dal mio punto di vista, nel senso che la cultura è cultura. La cultura in sé, se fatta bene, promossa correttamente, automaticamente rende più attrattivo un territorio. Lo rende più attrattivo, attraente sia per i residenti, quindi anche una capacità di attrarre, diciamo, lavoratori, diciamo, come dire, persone di alta qualità che vengono a lavorare perché si trovano bene e vivono bene su un territorio, e l'offerta culturale è assolutamente strategica da questo punto di vista, sia lo è anche per il turismo, nel senso che oggi noi non possiamo neanche pensare che la competitività di un sistema turistico non preveda elementi molto variegati e molto complessi di offerta, per cui è difficile muoversi in modo competitivo semplicemente con una spiaggia piuttosto che con la montagna, no, solamente una fusione di un'offerta complessa, c'è spiaggia, cultura, beni culturali, attrattività di eventi e anche l'enogastronomia, ci possono dare una risposta, quindi non è un minus da un punto di vista della cultura il mettersi a disposizione anche dell'attrattività turistica, perché non è in senso negativo, ma è proprio che una cultura alta, di grande qualità, è lo strumento di diversità e di differenza che possiamo mettere in campo per l'attrattività complessiva del territorio, quindi anche quella turistica. Quindi direi che tutte e due stanno facilmente insieme, senza contraddizioni, rendendoci però conto che dobbiamo superare una forma anche di autoreferenzialità spesso
neanche tanto nascosta, nel senso che la produzione culturale è importante che sia rivolta agli altri, poi sono i nostri residenti o siano turisti è irrilevante. Io credo che il turista, come anche il lavoratore che viene a Trieste piuttosto che a Pordenone o a Gorizia a vivere per motivi di lavoro, percepisce l'effervescenza culturale ed è uno degli elementi anche di scelta per poter stare qua. Abbiamo delle grandi sfide e credo che senza una eccellente presenza della cultura in regione a tutti i livelli, io credo che quelle sfide le perderemo perché non saremo sufficientemente attrattivi in un mondo globalizzato dove questo è uno degli elementi che fanno la differenza. Senta, lei è responsabile dell'individuazione dell'ambasciatore Antonio Zanardi Landi come presidente della Fondazione Aquileia. La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stata inclusa nelle 70 buone pratiche del progetto pilota Culture for Cities and Regions finanziato dal programma Unione Europea Europa Creativa. Istoria ha recentemente guidato in Friuli e ad Aquileia Franco Cardini che per il Mulino sta facendo uscire un volume sulle Gerusalemme d'Italia, tra le quali appunto si valorizza anche la copia del Santo Sepolcro che c'è ad Aquileia. Collegandoci proprio al tema della tavola rotonda di oggi, sulla cultura in Alto Adriatico, il Patriarcato d'Aquileia è espressione del Friuli in collegamento con la Carinzia, la Slovenia, addirittura fino al lago di Como. È questa una delle direzioni della nostra regione, cioè rappresentare un ponte per il confronto delle culture che qui si incrociano senza più conflitti? Sì, allora, diciamo, lo è sempre stata a parole, no? Cioè, la nostra regione, un ponte di culture, un incrocio di culture, più vicino al confine ancora di più che non verso la parte veneta, però diciamo, dobbiamo ancora dimostrare di esserlo realmente. Ecco, allora diciamo che al presente secondo me noi lo siamo ancora in modo assolutamente insufficiente, quindi diciamo, noi dobbiamo assolutamente, non dico neanche riprenderci, proprio prenderci questo ruolo che sta nell'immaginario anche collettivo europeo e italiano e che in realtà noi non abbiamo mai espresso fino in fondo. Le ragioni di non averlo espresso fino in fondo non sono, come dire, di distrazione, di inerzia o anche di cialtroneria, e sono invece storie che sono abbastanza importanti, sono anche gli esiti di conflitti etnici dovuti alla prima e alla seconda guerra mondiale, dal periodo del fascismo, per cui se è vero che abbiamo vissuto per 400-500 anni in pace sostanzialmente con etnie diverse, con religioni diverse, con popolazioni profondamente diverse negli usi, nei consumi e tradizioni e su cui abbiamo costruito anche un'identità molto articolata, contemporaneamente però gli ultimi 100 anni sono stati devastanti per la nostra regione, sono stati devastanti per l'economia delle città distrutte dalla prima guerra mondiale, l'economia in modo particolare quella assicurativa e quella portuale è evidente che ne hanno risentito tantissimo, devastanti perché hanno lasciato il fascismo prima con l'occupazione diciamo di Lubiana e l'occupazione slovena, successivamente la reazione diciamo in qualche modo slovena, la sconfitta diciamo nella seconda guerra mondiale e l'occupazione titina di Trieste, conflitti anche a volte semplicemente di campanile, hanno creato delle condizioni molto complesse per poter gestire il nostro immediato passato. Oggi credo che le condizioni si stiano modificando rapidamente e che diciamo, la Regione sia pronta effettivamente a riprendersi un ruolo perché credo che abbia creato le condizioni per iniziare a comporre questo tipo di conflitti. Lo studio del centenario della Prima Guerra Mondiale, diciamo così, una delle ragioni che ci hanno fatto consigliare di fare una legge specifica è anche quella di riflettere sulla Prima Guerra Mondiale, di comprendere poi il periodo del ventennio che è conseguenza diretta del Trattato di Versailles, soprattutto per la parte del nazismo, eccetera, in modo tale da mettere le basi poi per un esame sereno internazionale sulla Seconda Guerra Mondiale che metta, non dico una pietra sopra, non lo si fa, ma che sicuramente metta un punto fermo di reale amicizia con gli sloveni in modo particolare, con gli austriaci, e quindi di poter, senza più quelle diffidenze che in qualche modo nascevano nei decenni scorsi, prenderci proprio questo ruolo di ponte che a volte abbiamo addirittura rinunciato a favore del Veneto. Non dobbiamo dimenticarci che il Veneto è riuscito anche in molte iniziative a scavalcare il Friuli Venezia Giulia, un ruolo che è, come dire, tecnicamente suo. Ecco, e su questo insomma la nostra giunta sta facendo, e anche il governo italiano stanno facendo dei grandi passi avanti.
non so, diciamo nell'attualità, ma domani il Presidente della Repubblica Mattarella in un primo di incontri di Stato sarà a Lubiana, lo accompagnerò assieme alla Presidente e sarà un ulteriore passo avanti in un rapporto che è già eccellente con il Presidente Pacor, e anche lì si parlerà ulteriormente anche di vicende storiche, dove abbiamo appena composto una carta condivisa dei confini del periodo guerra mondiale. Sembra banale aver trovato degli accordi su 100 anni fa, ma così non è, insomma. Per la prima parte della domanda, per quanto riguarda il cinema, non c'è dubbio invece che sul cinema ci teniamo tanto, è stato anche un po' una parte del mio lavoro per tanto tempo, quindi diciamo ne ho una particolare sensibilità. Speriamo che il DAMS si possa arricchire di un accordo almeno con l'Università di Trieste, speriamo anche con l'Università di Padova e Bologna, per arricchire la sua offerta formativa. Ed è evidente insomma, che il cinema è un asset non solo culturale ma anche economico da tempo di questa regione, anche per le produzioni che si fanno e per l'interesse complessivo che una regione così piccola riesce a mettere in campo attraverso vari paesaggi, attraverso in modo particolare la luce sul mare. Insomma, ci sono delle ragioni anche tecniche, non solamente economiche, di ospitalità. Senta, invece quale pensa che possa essere oggi il ruolo di Aquileia, che esprime questa specificità universale, no? Romane, cattoliche e anche propriamente nostrane, San Marco, il Patriarcato, per la nostra regione, e come intende valorizzarlo? Allora, non è semplice perché Aquileia ha due anime, quella archeologica romana e quella successiva cristiana. No? Oggi la basilica in modo particolare è probabilmente molto più importante dal punto di vista dell'attrattività che non la parte archeologica, il battistero, la basilica stessa, e parte archeologica su cui noi invece andiamo a investire decine di milioni di euro nei prossimi anni, per cui diventerà veramente un gioiello dell'archeologia europea. Il valore, come dire, storico e simbolico di Aquileia è anche complesso, perché è ovvio che oggi ci muoviamo in una certa difficoltà di far comprendere come questo territorio da una parte apparteneva, aveva un forte legame con Roma prima, storicamente, con Venezia, ma in conflitto con Venezia, perché abbiamo degli episodi cruentissimi nella storia del metà del millennio scorso, attorno al 1500, violentissimi fra il vescovo di Lubiana, Venezia, eccetera. Quindi diciamo un ruolo di Aquileia sarà abbastanza, secondo me non sarà semplice da far comprendere in maniera diffusa. La fruizione continua del sito e la riqualificazione della parte archeologica probabilmente potrà aiutare. Si comprenderà di più quando riusciremo a scavare e a far percepire a tutti quanto Aquileia non è solo la città che vediamo, ma quanto ha attorno a sé un territorio enorme, diciamo, che era abitato, che era la seconda città dell'impero, e quanto ha lavorato sui commerci, diciamo, sul porto, per chilometri e chilometri all'interno. Quindi diciamo, quando riusciremo a comprendere realmente la dimensione di Aquileia, l'impatto economico che quella città aveva 2000 anni fa, diciamo che sicuramente faremo dei passi avanti, e speriamo che nel 2022, adesso credo di non sbagliarmi, quando ci saranno i 2200 anni dalla fondazione, riusciremo a essere pronti per poter veramente valorizzare, e a quel punto io credo che quasi automaticamente ci si aprirà la mente e si riuscirà a comprendere che cosa Aquileia era e che cosa Aquileia è stata poi nei secoli successivi per questa regione, per l'Europa essenzialmente, il nostro paese è nato molto dopo. Senta, la Regione riconosce nella cultura un valore essenziale, strumento insostituibile di libertà e civiltà. Il 2 aprile 2015 la Giunta regionale ha approvato 8 bandi finalizzati alla concessione di incentivi per spettacoli dal vivo, iniziative di divulgazione della cultura umanistica e scientifica, valorizzazione della memoria storica, manifestazioni espositive e iniziative collegate al cinema. Ci sono delle novità dal punto di vista amministrativo? Sì, diciamo che i bandi rispetto a quelli dell'anno scorso, che già avevamo iniziato per la prima volta a fare questo tipo di operazione con queste caratteristiche, hanno avuto delle modifiche. Intanto si sono moltiplicati di numero per poter essere più puntuali nel giudizio, nella valutazione anche relativa uno rispetto all'altro, in modo tale da poter finanziare realmente quelli più meritevoli, e abbiamo visto l'anno scorso che hanno avuto un buon successo sia di partecipazione sia di quelli finanziati, e anche diciamo, c'è stato uno sforzo di migliorare la qualità della proposta.
Dal punto di vista amministrativo, diciamo, abbiamo cercato di migliorare, anche perché la possibilità di avere in commissione, oltre che la parte amministrativa della direzione, anche degli esperti nominati dal Consiglio regionale, potrà migliorare la qualità diciamo, di giudizio, insomma, di valutazione, e quindi la commissione valutativa è stata dotata di strumenti diversi di valutazione, quindi meno automatici oggettivi numerici, soprattutto sul partenariato che ci aveva creato dei problemi, più invece dal punto di vista qualitativo. Quindi dal punto di vista amministrativo, insomma, essenzialmente rispetto all'anno scorso abbiamo cercato di creare le condizioni per cui ci possa essere una migliore oggettività di valutazione anche nella qualità e non solamente sulla quantità delle iniziative previste all'interno dei progetti. Quindi, come dire, insomma, credo che abbiamo fatto dei passi avanti. È il primo bando di applicazione della 16 della legge che abbiamo licenziato in agosto dell'anno scorso, e crediamo che sia un passo importante verso una direzione di finanziare in modo robusto e assestato le grandi strutture professionali, culturali, e poi invece andare a gara, andare a bando per quanto riguarda progetti diciamo meno significativi da questo proprio dimensionale, ma non meno significativi da questo della qualità. Quindi è una scelta che è faticosa, che ha creato anche dei problemi, ha creato molti problemi a molte associazioni, diciamo, proprio per il cambio di mentalità che hanno dovuto approcciare, ma penso che alla fine chi ha lavorato bene potrà lavorare ancora meglio con questo strumento, pensando poi a un ulteriore passaggio negli anni prossimi, se riusciremo a fare dei bandi triennali invece che annuali, che daranno ancora la possibilità di esaurire in un triennio dei progetti in maniera più compiuta e anche con una maggior qualità della spesa. Grazie. Per la sessione Dimensione Europea e Minoranze abbiamo incontrato il dottor Bojan Brezigar, già direttore del Primorsky Dnevnik. Lui, il dottor Brezigar, ci terrà alla tavola rotonda una relazione sull'attuazione della legge di tutela della minoranza slovena nella regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Dottore, qual è la situazione della tutela della minoranza slovena nella regione Friuli Venezia Giulia dopo tanti anni dall'attuazione della legge della Repubblica Italiana di tutela della minoranza slovena? Beh, sembrano tanti anni, ma in effetti la legge, pur essendo entrata in vigore nel 2001, ha cominciato il suo iter di applicazione appena nel 2007-2008, con la firma del decreto del Presidente della Repubblica che individua l'area di tutela, i comuni nei quali la minoranza slovena viene tutelata. Quindi siamo a 7-8 anni di attuazione e io ritengo che siamo sulla buona strada. Tantissime cose sono state fatte, altre procedono con certa lentezza, ma è anche naturale. Ad esempio, per quanto riguarda la segnaletica bilingue, bisogna capire che ci sono molte spese, ci sono i costi estremamente elevati e che quindi abbiamo anche noi stessi previsto che un periodo di medio termine sia necessario per l'attuazione completa della legge. Sugli altri articoli le cose vanno benino. Sono alcuni articoli ancora inattuati, quali quelli sull'istruzione musicale, sulla restituzione dei beni immobili e sulla legge elettorale nazionale, sulla quale però si discute in questi giorni in Parlamento. E quali sono invece gli interventi che sarebbero necessari per consentire alla minoranza slovena il mantenimento della propria lingua e identità? Gli elementi fondamentali sono tre. I diritti linguistici, e questi sono riconosciuti dalla legge. La scuola slovena esiste, anche se in un certo momento di difficoltà e non si sa cosa succede con la legislazione, con la riforma della nuova scuola che questo governo si propone di attuare in tempi brevi. E i mass media
soprattutto il quotidiano Primorski Dnevnik è in grosse difficoltà finanziarie perché lo stanziamento statale per tutti i quotidiani è stato notevolmente ridotto. Bisognerebbe rafforzare questi tre settori, quindi i diritti linguistici con gli sportelli linguistici, con gli interpreti, traduttori, l'uso della lingua, un po' rafforzare il sistema di istruzione scolastica laddove è carente e garantire ai mass media, radio, televisione e carta stampata i fondi necessari per poter proseguire il loro lavoro. Senta, la minoranza slovena consente al Friuli Venezia Giulia e alla Repubblica Italiana di avere ottimi rapporti con la Slovenia, è proprio così? Sì, è così ed è anche reciproco perché anche ottimi rapporti tra l'Italia e la Slovenia influiscono positivamente sullo sviluppo della minoranza slovena. Quindi ci troviamo in una situazione di win-win, si vince comunque. Io penso che i rapporti tra l'Italia e la Slovenia potrebbero ancora migliorare, il che sarebbe a beneficio non solo della minoranza slovena ma anche di tutte le comunità che vive lungo il confine da una e dall'altra parte. Senta, lei è anche esperto di relazioni internazionali. Oggi parliamo di Alto Adriatico e con la dichiarazione unilaterale della Croazia nel 2003 della zona ecologica esclusiva si è creata proprio una situazione critica dal punto di vista internazionale con la Slovenia e l'Italia. Il rischio è la territorializzazione di un mare stretto come appunto quello Adriatico. Ci può dire quale sia l'interesse dell'Italia e della Slovenia in questa situazione che dovrebbe cercare di risolversi con l'entrata in Europa della Croazia? Ma io penso che con l'ingresso della Croazia nell'Unione Europea questa posizione debba venire a cadere. È un controsenso perché siamo in regime comunitario, tra qualche anno la Croazia entrerà negli accordi di Schengen e quindi è del tutto assurdo prevedere la territorializzazione del mare, soprattutto di un mare come il mare Adriatico. Il mare Adriatico dovrebbe rimanere un mare dell'Unione Europea. E collegandoci al tema della tavola rotonda di oggi sulla cultura in Alto Adriatico, il patriarcato di Aquileia è espressione del Friuli in collegamento con la Carinzia, la Slovenia e persino con il lago di Como. È questa una delle direzioni della nostra regione Friuli Venezia Giulia, cioè rappresentare un ponte per il confronto delle culture che qui si incontrano, o stiamo parlando di un'utopia? Beh, lasciamo il lago di Como ai Promessi Sposi, ma per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia, la Carinzia e forse ancora un po' più in là, penso alla Istria croata, una parte della Stiria austriaca, una parte dell'Ungheria meridionale, certo un'area plurilingue, multiculturale sta nascendo, si sta realizzando non per la volontà dei politici ma per l'interesse della gente. C'è sempre un maggiore interesse a studiare le lingue del vicino, lo vediamo qui da noi, Trieste, Gorizia, lo vediamo in Slovenia, lo vediamo nella Carinzia e c'è sempre un maggiore interesse, un interesse crescente a conoscere quello che sta dall'altra parte. Non è più altra parte, il confine non c'è più, ma nelle teste rimane ancora. E quindi io penso che lo sforzo che alcune istituzioni pubbliche, tra quali anche la Regione Friuli Venezia Giulia, stanno facendo per accelerare questo processo di integrazione siano sforzi estremamente utili e lungimiranti. A rappresentare il contesto europeo partecipa alla tavola rotonda il dottor Maurizio Tremul, presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, organo di rappresentanza della minoranza italiana autoctona divisa tra Slovenia e Croazia, e tratterà anche l'argomento sulla possibilità di realizzare progetti europei con l'Unione Italiana. Una domanda: qual è la situazione della tutela della minoranza italiana in Slovenia e Croazia? Ha cambiato qualcosa l'entrata della Croazia nell'Unione Europea?
Ma innanzitutto va detto che si tratta di un quadro giuridico abbastanza diverso, anche se c'è un'evoluzione nel quadro della tutela dei diritti della comunità italiana in Croazia che si è avvicinata progressivamente al quadro normativo sloveno. Va però detto che c'è una diversità di fondo. A fronte di un quadro normativo costituzionale sloveno di tutela molto elevato, fa da pandan una attuazione dei diritti minoritari molto ma molto carente. Quindi leggi buone, Costituzione buona, la prassi dell'attuazione è veramente molto carente e quindi questo è il problema principale che ha la comunità italiana in Slovenia. Da parte della Croazia c'è anche una tutela carente nei diritti minoritari, c'è anche rispetto alla normativa dell'ex Jugoslavia una regressione molto forte di questi diritti, anche se qui potremmo poi spiegare come mai ciò è avvenuto, però a livello locale di regione istriana perlomeno questi diritti sono stati abbastanza implementati dalla normativa locale, quindi regionale, cittadina, comunale, perché ciò lo consente la legge dello Stato, cioè la legge dello Stato in Croazia stabilisce un quadro normativo minimo, poi o secondo alcuni principi numerici a cui noi possiamo rientrare, oppure perché l'autonomia locale o regionale lo vuole, questi diritti possono essere ampliati ed estesi e ciò avviene in Istria, in molte località sia della regione istriana che di città e comuni. Quindi ciò avviene soprattutto per via della regione della Dieta Democratica Istriana, che è il partito regionalista di maggioranza, di grande maggioranza dell'area, che veicola, che sostiene i valori della convivenza e dell'integrazione. Anche qui però molta strada c'è ancora da fare, sia a livello del bilinguismo, soprattutto per quanto riguarda sia gli organi locali ma anche gli organi dello Stato a livello locale, quindi tutti gli uffici dello Stato a livello locale il bilinguismo è molto molto carente. Quindi non è che l'entrata della Croazia nell'Unione Europea abbia cambiato molto la situazione, però perlomeno si opera in un contesto più omogeneo e noi siamo più fiduciosi che questa attuazione dei diritti potrà proseguire in maniera graduale, anche se con forse una marcia in più rispetto a prima. Senta, quali sono quindi i progetti più importanti dell'Unione Italiana per la tutela e il mantenimento della lingua e della cultura italiana in Slovenia e Croazia? Sono tanti, servirebbe un'intervista molto molto lunga. Io direi che partirei da questa considerazione. Com'è che si mantiene la lingua e la cultura italiana in questi territori? La si può mantenere in vari modi. Sicuramente il modo più importante, più opportuno è quello di svolgere quotidianamente delle azioni di mantenimento e di sviluppo di questa lingua e della cultura, quindi portare i propri figli a scuola, in una scuola italiana, parlarne il dialetto l'istroveneto, la lingua italiana, leggere libri italiani, guardare televisione italiana, andare nelle comunità a fare attività amatoriali italiane, andare a teatro italiano, leggere La Voce del Popolo, le nostre pubblicazioni, guardare TV Capodista, ascoltare Radio Capodista, Radio Fiume, Radio Pola, leggere le pubblicazioni del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, partecipare agli spettacoli, numerose manifestazioni che facciamo. In questo modo quotidianamente noi manteniamo la lingua e la cultura. Le manifestazioni sono tantissime che organizziamo sia come comunità degli italiani per quanto riguarda proprio attività amatoriale, quindi non professionisti ovviamente, ma gente che viene per divertirsi, per stare insieme, per fare filodrammatica, per fare commedie, per fare danza, per fare balli, per fare coro, per fare folklore, per fare quello che sono per perpetuare e mantenere le radici della cultura italiana sul territorio. Poi abbiamo le istituzioni principali, dicevo il Casrice Edit, che pubblica un quotidiano e molte altre pubblicazioni, quindi La Voce del Popolo e altre in lingua italiana, il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno che fa opere di ricerche storiche e ha moltissime collane di ricerca e una biblioteca ricchissima. Abbiamo il Dramma Italiano che fa l'unica compagnia teatrale presente stabile fuori dai confini
dall'Italia, Radio TV Capodistria, programmi italiani, quindi radiofonici e televisivi, e poi molte manifestazioni culturali che organizziamo come Unione Italiana nell'ambito anche della collaborazione con l'Università Popolare di Trieste, grazie ai finanziamenti che lo Stato italiano, la Regione Friuli Venezia Giulia e in misura minore anche il Veneto danno e destinano annualmente per la nostra comunità nazionale. Parlo del concorso d'arte e di cultura Ista Nobilissima, che incentiva la produzione culturale, letteraria, artistica, visiva, musicale, scientifica della comunità nazionale italiana. Penso al Festival del Folklore Leron, quindi che promuove invece attività folcloristiche e che invita a farlo anche altri gruppi folcloristici di tutta Europa. Penso all'Extempore di Grisignana, che raccoglie ormai centinaia di artisti da vari paesi europei, con oltre 600 tele timbrate e presentate ogni anno, di una grande festa di colori, di cultura. Penso al nostro piccolo Zecchino d'Oro che si chiama Voci Nostre, quindi un concorso per bambini in cui ogni anno vengono selezionate 14 canzoni d'autore originali, testi, musica ed interpretato tutto da appartenenti alla minoranza italiana. Penso al Festival dell'Istro Veneto, anche qui ogni anno ormai 14 canzoni in Istro Veneto, perché vogliamo mantenere questa che è la nostra, per molti di noi la nostra madrelingua, no? L'Istro Veneto, mantenere questa tradizione, questa cultura. Dicevo, 14 canzoni originali, testi, musica, arrangiamenti e esecuzione da parte di artisti, musicisti italiani ogni anno. Penso ai laboratori musicali Arena International per ragazzi che amano la musica, e aperti questi laboratori musicali in agosto a ragazzi, a studenti che arrivano da tutta Europa, con docenti che arrivano da tutta Europa. Penso al Centro Studi Musica Classica Luigi Della Piccola, con le sezioni di Varteneglio, Pola, Fiume e Capodistria, che ha ogni anno alcuni centinaia di ragazzi che imparano a suonare alcuni strumenti, ovviamente anche secondo la tradizione musicale italiana e non quella tedesca come vige nei nostri paesi. Questi sono soltanto alcune delle attività che noi facciamo, molte altre vengono fatte per le scuole. Quindi credo che questo sia il nostro contributo al mantenimento della lingua e della cultura. Torno a ripetere, possiamo farlo perché ci sono dei finanziamenti che ci vengono dati dagli stati domiciliari di Slovenia e Croazia, dalle regioni, ma soprattutto molti finanziamenti importanti che arrivano dall'Italia. Senza questi finanziamenti ovviamente questa lingua, questa cultura sarebbe molto meno viva di come lo può essere oggi. Però torno a ripetere, senza i finanziamenti, se poi non vanno a cadere su chi poi vuole fare le cose e porta avanti quotidianamente e coltiva la lingua e la cultura, anche questi non potrebbero dare i frutti che danno. Senta, l'Unione Italiana è partner nei finanziamenti europei, ci può spiegare questo ruolo e le attività più significative? Allora, circa 15 anni fa, chiacchierando con gli amici della comunità slovena d'Italia, mi hanno detto: ma perché non cominciate anche voi a partecipare a alcuni progetti europei? Mi sono innamorato di questa cosa, allora venni preso per pazzo, probabilmente anche lo sono, oggi un po' meno, e abbiamo così partecipato, poi anche scritto decine di progetti europei, che vanno dal mondo della cultura, anche no, ma ad esempio, per citarne rapidamente alcuni, Artisti di due minoranze ha raccolto in un catalogo bilingue in alcune mostre 7 artisti della minoranza slovena in Italia, 7 artisti della minoranza italiana di Slovenia e Croazia, Poeti di due minoranze, con la pubblicazione di poesie di 12 autori della minoranza slovena e della minoranza italiana, versi diversi, drugačni versi, con anche un apparato critico fatto, e quindi una bella pubblicazione di letteratura. Ha queste belle lezioni nelle scuole italiane di Friuli Venezia Giulia, slovene, dell'Iste slovena, in cui un appartenente giovane alla minoranza slovena d'Italia e minoranza italiana di Slovenia sono andati insieme nelle scuole dell'altra maggioranza a presentare insieme le due minoranze come fattore di ricchezza del territorio, non come fattore di conflittualità. Il progetto si chiamava MIMA, le maggioranze conoscono le minoranze, poi sviluppato ulteriormente un altro progetto che si chiama Educa. Penso ai progetti Sapeva e Lex, che hanno messo a confronto le legislazioni
di tutela della minoranza slovena in Italia e della nostra in Slovenia, non per fare una classifica di chi è meglio tutelato o di chi è meno, o di quale comunità vede meno attuata la propria legislazione, ma per cercare di individuare delle best practice, per cercare di implementare la tutela. Ha progetti nel campo economico-turistico, Agromin ha valorizzato le tradizioni agricole ma anche delle pietanze tipiche delle due minoranze, Mintour, un percorso turistico che porta i turisti sui luoghi in cui sono presenti la minoranza slovena in Italia e la comunità italiana in lista slovena, valorizzando quindi le proprie peculiarità. Penso al progetto Simple, Ipadriatico, che ha invece puntato molto sulla campagna di sensibilizzazione contro l'intolleranza e la discriminazione. Abbiamo creato anche un video spot in italiano, sloveno, croato, inglese. La versione croata rispettivamente slovena è andata in onda anche sulle TV nazionali croata rispettivamente slovena. Un bello spot quindi che parla di integrazione, una bella campagna fatta anche sui media, ma anche creando un TG dimostrativo di come si possono, come non si dovrebbero trattare le minoranze nei TG, ma anche poi con una bella pubblicazione che abbiamo fatto noi sul, come dire, il codice etico che dovrebbero avere i giornalisti nel presentare le questioni delle minoranze. Penso poi al progetto soprattutto Jesic Lingua, un progetto importante sempre transfrontaliero Italia-Slovenia, sempre noi con la minoranza slovena in Italia, che ha prodotto invece tantissimo, da 32 corsi di lingua gratuiti per 350 frequentanti, per soggetti mirati, poliziotti, medici, infermieri, giudici, avvocati, operatori della pubblica amministrazione nell'Istria slovena, ma anche a Gorizia, per consentire di comunicare in un corretto italiano con gli italiani del posto, ma anche con gli italiani d'Italia. Penso alla pubblicazione bilingue italiana e slovena, perché è importante che si conosca la nostra storia anche nelle scuole medie superiori, nelle università slovene, storia e antologia della letteratura italiana di Capodistria Isola Pirano dal 1200 ad oggi, in cui sono rappresentati tutti i principali personaggi letterati, ma non solo, anche musicisti, medici come Santorio, che sono parte del patrimonio culturale italiano, ma anche tradotti in sloveno per farli conoscere a chi magari non conosce questa tradizione, con la loro contestualizzazione nel panorama europeo dell'epoca e nel panorama culturale italiano. Penso alla traduzione di libri e di romanzi in sloveno per il pubblico sloveno, penso a delle brochure di formazione sulla comunità italiana, penso anche a un altro bel progetto che, sempre nell'ambito del progetto di Jesic Lingua, un bel prodotto che è Alfabetolandia, un abbecedario per i bambini dell'ultimo anno dell'asilo, primo anno della scuola elementare, interamente fatto da due nostri giovani connazionali, quindi su un apprendimento moderno delle lettere abbinate poi a delle storie, fatti con i nostri ragazzi, frutto di un anno di lavoro. Quindi questi in sintesi alcuni dei progetti su cui abbiamo lavorato. Stiamo lavorando molto sui progetti europei, sui programmi europei, che credo possono essere un valore aggiunto anche per noi. Non solo portano nuove risorse, ma riescono anche possiamo attraverso i progetti europei veicolare il ruolo della comunità italiana, le nostre esperienze, le nostre risorse in un contesto più ampio, con una ricaduta più ampia su tutto il territorio. Dicevo prima i corsi di lingua. L'Unione Italiana, la comunità italiana fa dei corsi gratuiti per poliziotti, medici, infermieri. Loro possono poi anche acquisire nuove competenze, possono fare anche un minimo di carriera, avere un minimo di paga in più, possono svolgere meglio il loro lavoro, quindi è una grande ricaduta culturale e anche politica. I progetti europei ci consentono questo, creano relazioni, stabiliscono, ci possono far individuare nuovi partner, e soprattutto su questi progetti noi in questi 15 anni abbiamo fatto lavorare tanti, ma tanti giovani anche la loro prima esperienza. Abbiamo aperto posti di lavoro a tempo determinato e abbiamo avuto tanti collaboratori che hanno lavorato con noi, quindi credo sia un'esperienza estremamente importante. Io mi reputo molto soddisfatto e spero che questa collaborazione, questo nostro impegno nei progetti europei possa continuare anche in futuro.
Certo, siete un vulcano di attività, complimenti. Oggi parliamo di Alto Adriatico alla tavola rotonda e con la dichiarazione unilaterale della Croazia nel 2003 della zona ecologica esclusiva si è creata una situazione critica dal punto di vista internazionale con la Slovenia e l'Italia. Il rischio è la territorializzazione di un mare stretto come l'Adriatico. Come vede queste dispute l'Unione Italiana? Questa situazione dovrebbe cercare di risolversi con l'entrata nell'Unione Europea della Croazia? Allora, io credo che dobbiamo partire da un approccio diverso. Per secoli il mare Adriatico è stato un'autostrada che ha collegato Oriente e Occidente. Venezia ne è stata la grande, pacificatrice, protagonista, non che abbia dominato il mare, lo ha reso libero di comunicare, lo ha liberato dai pirati, dagli scocchi, eccetera, l'ha reso pacificato, luogo di incontro, di scambio. Il veneziano era l'inglese di allora. Venezia ha rispettato tutte le lingue, le culture, i libri coratici venivano stampati a Venezia senza problemi, quindi di grande apertura. Ed era un mare condiviso. L'Adriatico è un mare troppo piccolo, troppo importante, troppo ricco per quello che può dare, e ad esclusione, spero che non si andranno mai a fare trivellazioni per tirare sul petrolio perché rischieremo di distruggerlo, però è un mare bellissimo per quanto riguarda il turismo, anche per quanto riguarda la pesca e per altri aspetti a questo legati, quindi è un mare che deve essere condiviso. I paesi che si affacciano su questo Adriatico devono rendersi conto che questa grande ricchezza deve essere cogestita da tutti i paesi adriatici, quindi io credo che tutte le zone esclusive di pesca dovranno essere battute, ci deve essere un luogo, un dialogo che metta attorno a un tavolo questi paesi e che si rendano conto che non si tratta di difendere un pezzettino di mare perché poi il pesce va dove vuole e perché poi comunque anche l'inquinamento riguarda tutto questo territorio, anche la tutela del mare riguarda tutti. Ci si sieda attorno a un tavolo, si ragioni insieme per uno sviluppo congiunto di questa splendida ricchezza che abbiamo che è il mare Adriatico.